Amici di Sportisili, buon pomeriggio da Francesco Cammuca, ben trovati allo Stadio Franco Lo Monaco di Palermo per la sfida tra TFQ Palermo, valida per la 19ª giornata del campionato regionale giovanissimi Under 14. Il girone e il C si affrontano la quarta e la seconda forza di questo raggruppamento, con il CUS guidato da mister Davide Adeola che cerca di insidiare, di agguantare la prima posizione, e TF che invece cerca punti per consolidare, per rafforzare un piazzamento in zona playoff. Naturalmente siamo ormai agli sgoccioli di questa stagione, almeno per quanto riguarda la regular season dei vari campionati giovanili su Palermo, ma naturalmente su tutta la Sicilia. Abbiamo visto per esempio ieri pomeriggio la conclusione del campionato allievi elite con il trionfo dell'Athletic Club Palermo che, vincendo lo spareggio contro il Calcio Sicilia, si è aggiudicato il girone A e ha conseguentemente ottenuto il pass diretto per la fase finale, mentre il Calcio Sicilia dovrà passare dai playoff. A proposito di playoff, alle 16:30 allo stadio, al velodromo Polo Borsellino, sempre in diretta su Sportisili TV, la sfida riservata agli under 16 regionali tra TF e Fada, altro derby palermitano. Tutto da seguire naturalmente questo pomeriggio all'insegna del calcio giovanile, come sempre su Sportisili TV. Primo giro al pallone che verrà dato dalla TF, maglia rosa, calzoncini e calzettoni neri. Dall'altra parte tenuta bianca con inserti gialli e rossi sulla maglia per il CUS Palermo. Inizia la partita, mettetevi comodi allora per seguire TF CUS. Allora partiamo con le formazioni, iniziando con la TF che schiera in porta Barresi, poi in ordine numerico il numero 2 Ficarotta, numero 3 Zacco, numero 4 Arculeo, numero 6 Genovese, numero 7 Guercio, numero 8 Caccioppo, numero 9 Cavallaro, numero 10 Miceli, numero 11 Abbate e infine col numero 15 Arcoraci. Dall'altra parte, sempre in ordine numerico per il CUS, che schiera Garofalo in porta, poi Maniscaldi col numero 2, La Barbera col numero 3, poi col numero 4 Nuzzo, con il numero 6 Ferraro, numero 7 Tutone, numero 8 Amato, numero 9 Schiaccianoce, numero 10 il capitano Pollara, numero 11 Sorrentino, infine col numero 13 Cinefra. E c'è già un calcio d'angolo per la squadra cussina. La battuta, se non ho visto male, Sorrentino. Movimento nell'area di rigore della TF, poi pallone piuttosto corto, allontanato dalla difesa di casa. Poi si lotta con Abate che conquista questo pallone. Lancio subito per Arcoraci che è in posizione regolare. Arcoraci sull'uscita di Garofalo. Fischia un fuorigioco e questo è un errore gravissimo della direttrice di gara, perché Arcoraci era partito almeno un metro dietro alla linea del centrocampo. Errore madornale qui da parte dell'arbitro del match. Arcoraci era praticamente a tu per tu con Garofalo. Tanto c'è il calcio di punizione in favore del CUS, che dunque scampa questo pericolo. Gira palla con La Barbera, poi il tocco sulla sinistra per Tutone che viene fermato. Ancora Tutone, pressato Tutone dall'intervento di Zacco che guadagna il fallo laterale. Caratteristica quella dell'ATF di avere i terzini praticamente con i numeri di maglia invertiti rispetto alla convenzione, con il 3 che gioca a destra e il 2 che gioca a sinistra e non al contrario. Intanto rimessa laterale che è stata affidata al CUS, anche qui
decisione abbastanza rivedibile, anche se nessuno ha protestato. C'è rimessa per Tutone, pallone per vie centrali dove c'è Nuzzo, il quale la gira centralmente su Cinefra. Cinefra allarga sulla destra dove c'è l'avanzata da parte di Maniscaldi, palla dentro, intercettata dalla linea difensiva dell'ATF. Poi pallone allontanato, giocata qui da parte di Cavallaro che può avanzare, rientra però su di lui, porta via la palla Ferraro. Poi sulla destra ancora Maniscaldi, fermato in fallo laterale. Ricordo inoltre, per completare quello che è il programma odierno delle dirette targate Sport City TV, ancora un po' di CUS nel corso della giornata, questa volta però su campo piccolo all'interno, perché Mistral Palermo e CUS Palermo si affronteranno nella gara di ritorno del primo turno dei playoff di Serie B di futsal. All'andata ha vinto per 5-3 il CUS Palermo, Mistral chiamato alla rimonta. Tanto occhio a questa palla, forse c'è un tocco con la mano, la lascia giocare la direttrice di gara. Allora ancora Arcoraci, questa volta chiaramente in posizione regolare, incespica sulla palla, lo stava comunque rimontando l'avversario. Scarico indietro per Garofalo e ora la Barbera. Lancio per la corsa di Capitan Pollara che scatta bene sul filo del fuorigioco, palla messa fuori in fallo laterale con l'intervento di Arculeo. E vediamo, partita subito movimentata da una parte e dall'altra. La Barbera, duello con Cacioppo che gli mette la palla in fallo laterale, poi direttamente verso l'area, spizzata da parte di Amato con Barresi che la lascia scorrere oltre la linea di fondo. Opportunità importante questa per Barresi, lui che solitamente subentra a Geraci. Oggi opportunità importante per lui contro una delle big del girone. Pollara, palleggio, poi tocco per Nuzzo. Nuzzo ancora per vie centrali, c'è il controllo molto rischioso ma efficace da parte di Quercio che poi allontana. Insiste il CUS con Maniscaldi in avanti, colpo di testa di Ficarrotta, fallo laterale per la squadra ospite. A Cinefra con le mani, il controllo, poi palla che arriva ancora dalle parti dei ragazzi in maglia bianca, poi spazzata via, fallo laterale. Rimessa per Cinefra, ancora un intervento, poi il numero 13 si accontenta di un altro fallo laterale. La Barbera, pressato, la perde nel tentativo di servire Tutone, allora fallo laterale per l'ATF. Arcoraci, scavalcato dalla palla, interviene la Barbera. Poi si gioca in mezzo al campo con Schiaccianoce che prova a giocarla. Cinefra, lancio lungo, colpo di testa direttamente in fallo laterale da parte di Ficarotta. Pronto per la battuta del fallo laterale, 6 minuti e mezzo, fin qui nessuna occasione, ma il dubbio, che poi in realtà di dubbio c'è veramente poco, su quella chiamata di fuorigioco su Arcoraci che era lanciato a rete dopo circa un minuto e qui avrebbe avuto l'opportunità per andare a segnare. Cusca adesso attacca sull'out di destra, cross ribattuto, primo calcio d'angolo della partita al minuto 8, all'inizio del minuto 8. La battuta del calcio d'angolo del CUS Palermo, chiamato anche lo schema, pallone che spiove verso il secondo palavuoto. Barresi
Non riesce ad arrivare Cinefra, che poi porta il pallone fuori. Cerca questa palla fiondata dall'altra parte. Con il controllo Nuzzo la fa sfilare. C'è il controllo e la conclusione da parte di Amato che viene ribattuta. Poi pallone che rimane lì e alla fine spazza Zacco. Poi palla messa fuori dalla Barbera che non rischia. Decide di offrire un fallo laterale agli avversari. Poteva succedere decisamente qualcosa di peggio. Qui intanto Cavallaro ha cercato di innescare Abate. Ancora Abate con la sterzata cercata, il dribbling sulla Barbera, vince ancora in palla. Abate propone la palla in mezzo, c'è l'anticipo tentato da Arcoraci e poi è bravo a salvarsi Garofalo. Qui un po' morbido il portiere del Cus, salvato. Poi si è salvato in una seconda circostanza, quando Arcoraci sembrava pronto per andare a ribadire in rete. Angolo già battuto dalla TF. Cavallaro fermato, poi prova a subentrare nell'azione Cacioppo. Altro colpo di testa, ancora Cacioppo, poi colpo di tacco, riprova a ricostruire Arculeo. Cavallaro, finta anche perché stavano arrivando gli avversari, tocco per Arculeo, zona tiro per lui, prova il sinistro, esce male però. La conclusione mancina del numero 4 della TF, palla fuori. Battuta lunga, pallone allontanato, poi serie di colpi di testa. Prova ad arrivare Genovese, poi alla fine la palla ce l'ha Nuzzo per il Cus. Lancio lungo, intercettato nell'intervento di Guercio. Cavallaro prova a passare in mezzo a due. Cavallaro resiste ad un'entrata, anche poi pallone allontanato. Un po' morbido qui Amato, infatti perde palla, gli dà una mano Nuzzo. Si continua a giocare ancora con l'avanzata di Amato, fermato in maniera regolare. Allora palla in avanti di Genovese. Cavallaro prova ad arrivare a Coraci, anticipato da Cinefra. Colpo di testa di Arculeo. Giocata in avanti di Ficarotta che evita il fallo laterale. Cinefra rischia qualcosa, poi Maniscaldi si lotta e alla fine Arcoraci guadagna il fallo laterale. È rimessa allora per la TF con Miceli che riesce ad arrivare in scivolata, poi altra palla in avanti, troppo lunga per tutti. A buon gioco la difesa del Cus che protegge l'uscita di Garofalo. Cinefra, lungolinea, intercettato, palla persa però dal Cus. Allora Arcoraci cerca la giocata, sempre col suo sinistro. Arcoraci fermato, tutto regolare. Insiste però Cacioppo. Miceli fermato. Prova ancora a lottare contro Nuzzo che riesce a liberarsi della palla ma favorendo l'intervento per un attimo di Genovese. Poi sbaglia la sponda schiaccianoce. Tanti errori di misura da una parte e dall'altra. C'è anche da considerare la variabile caldo. C'è molto caldo oggi a Palermo. Arcoraci assorbe il contatto, poi la giocata lungolinea di Ficarotta a cercare di premiare la corsa di Cavallaro, protetto da Cinefra, poi Cavallaro in qualche modo prova ad arrivare, non ci riesce, allora rinvio dal fondo per Garofalo. Qui intanto pallone lungo, intervento semplice da parte di Arculeo, perché Ficarotta forse è spinto, l'arbitro lascia giocare. Fin qui pochissimi interventi da parte della direttrice di gara. Pollara, tocco largo a sinistra per Tutone. Tutone, qualche problema forse nel controllo. Cavallaro, Miceli
Si è sganciato Abate, la palla era per lui e per Arcoraci, poi si lotta ancora, Abate riconquista, c'è a terra Miceli, lascia giocare la direttrice di gara, Arcoraci, scatta il fuorigioco, ancora Arcoraci, incespica però sul pallone, e palla che viene allontanata, Zacco la fa uscire, c'è a terra Miceli, allora se ne avvede adesso l'arbitro. Potrebbe riprendere il gioco adesso, sì, Zacco con le mani. Colpo di testa di Cavallaro, poi si lotta ancora. Zacco di testa, prova a prolungarla, arriva anche sul rientro da parte di Pollara, poi sbaglia il tocco, non ne approfitta Schiaccianoce. Prolunga la traiettoria in maniera non precisa Genovese. E allora Cus che imposta, rientra Miceli, qui attenzione al rischio della difesa del Cus, allora Abate calcia, palla bloccata, senza grossi problemi da Garofalo sul tentativo di Abate, però Cus che appare un po' leggerino in fase difensiva. Qui la palla rimbalza, colpo di testa di Arculeo, poi Miceli che non riesce a giocarla bene col tacco, Schiaccianoce, subentra Maniscaldi. Intervento di Ficarrotta, poi l'uscita palla al piede efficace solo per un attimo da parte di Arculeo, allora ancora Cus. Cinefra, lancio di testa, l'intervento di Guercio. Poi ancora giocata sulla destra tentata da Amato, l'intercetto da parte di Zacco, poi Guercio, anzi si trattava di Genovese che mette in fallo laterale. Prova a salire di colpi il Cus. Giocata da parte di Tutone, in mezzo a due. Tutone poi sbaglia. Allora allontana Guercio. Colpo di testa da parte di Abate che si autolancia, arriva anche Cavallaro. Abate anticipa l'uscita del portiere, Abate, l'intervento di Garofalo. Poi Cavallaro è provato ad arrivare senza grosso successo. Ancora TF però con Abate che prova a dribblare, palla in fallo laterale, rimessa per il Cus. E qui ancora una volta il Cus ha rischiato di subire gol su questi alleggerimenti difensivi. Ora prova a ripartire la squadra di Adeola col colpo di testa, in fallo laterale da parte di Arculeo. Qui Tutone col cross deviato, interviene Miceli, poi Zacco in qualche modo, l'ultimo tocco di Amato in fallo laterale. Ci avviciniamo alla metà del primo tempo, più TF che Cus fino a questo momento, soprattutto sul piano delle occasioni, l'ultima in particolare con Abate che ci ha creduto sulla possibilità di riconquistare la sfera, poi si è opposto Garofalo in uscita bassa. Rimessa per Cavallaro. Cavallaro resiste, poi viene fermato dall'intervento di Amato alla fine. Energico e regolare l'intervento di Cacioppo. Rimessa per Tutone. Nuzzo cerca di cambiare gioco, va da Cinefra in direzione offensiva il 13, pallone verso l'area, esce Barresi.
Si vede scappare in avanti i suoi compagni, allora cerca di servirli, il lancio però rimane corto. Cavallaro arriva prima. Cavallaro con la giocata su Tutone, ancora Cavallaro, vede il movimento di Abate, prova a servirlo, tocca per un attimo la Barbera, poi Abate, forse con eccessiva fretta, propone questo cross che per poco non beffava Garofalo. Va al rinvio il numero 1 del CUS, di testa Miceli ma all'indietro. Zacco insieme a Guercio, rovescia il numero 3, Pollara. La giocata da parte di Sorrentino che parte da dietro dove c'è Amato, lancio per Pollara, troppo lungo. Rilancia il portiere della TF. Nuzzo palleggia, palla per Maniscaldi, alla fine sfera messa in fallo laterale all'intervento di Ficarotta e rimessa Cus. Cinefra, verticale, trova un compagno da servire, si tratta di Schiaccianoce che non controlla bene, perde forse l'attimo. Vediamo da cosa si riparte, si dovrebbe ripartire da calcio d'angolo, sì. Tanto se ho capito male siamo in cooling break, evidentemente il caldo si fa sentire, indotto l'arbitro a prendere questa misura, del resto siamo in pieno pomeriggio, ci sta, iniziano i forti caldi anche su Palermo. La battuta di questo tiro dalla bandierina, il secondo per la squadra di mister Adeola. La palla che spiove questa volta, primo palo, rimane lì e deve salvare in qualche modo, lo fa benissimo Barresi. XXIII minuto.
rilancia il portiere della TF a vuoto Cacioppo, poi palla che rimane lì, Cacioppo prova a rimediare, anticipa però Sorrentino, fermato Sorrentino nel tentativo di lanciare, poi ci pensa Arculeo a mettere in fallo laterale proprio dalle parti di Adeola. Colpo di testa di Ficarotta direttamente in fallo laterale, qualche metro più avanti dal punto di vista del Cus Palermo. Altra battuta lunga di Cinefra, si salva, si difende bene la difesa nera e rosa, pallone in avanti, Arcoraci, questa volta sembrava in fuorigioco, non secondo la direttrice di gara. Allora palla lunga scodellata per Abate, posizione regolare, Abate calcia male, palla fuori. Si riprende, si è rialzato Abate dopo il tentativo con il destro. Nuzzo, pressato, perde palla, allora attenzione a Cavallaro che avanza, calcia, forse c'è un tocco col braccio, si continua a giocare. Tocca a Cavallaro che poi va a protestare contro la direttrice di gara. Pollara qui non controlla bene, riesce ad allontanare Ficarotta, poi Cavallaro cerca di autolanciarsi, viene fermato, l'intervento di Ferraro poi fermato a sua volta da Arcoraci. Miceli, lo scambio qui, Arcoraci non era arrivato in tempo sulla sponda di Cavallaro che era stata molto buona. Amato pressato regolarmente da Miceli che porta via la palla. Cavallaro al limite, palla per Abate che ha il problema di girarsi, trova il supporto di Cacioppo che crossa la palla, rimbalza pericolosamente davanti a Garofalo che però la fa sua senza grossi problemi. Pollara, ancora una volta controllo non perfetto. La giocata qui non precisa a sua volta da parte di Genovese, ma arriva Arcoraci che la fa scendere, va a calciare col sinistro, palla direttamente fuori. Cinefra cambia gioco, va dalle parti di La Barbera per vie centrali, rischiosa questa palla a indirizzo di Ferraro che è costretta a spazzare. Ficarotta verso Arcoraci che la fa arrivare, Arcoraci palleggio su Ferraro, Arcoraci mette questa palla in mezzo, Abate col tocco sotto e l'intervento di Garofalo. Abate già diverse le occasioni per lui, non sfruttate. Qui con l'uscita, palla al piede di Arculeo che poi sbaglia il tocco, colpo di testa da parte di Genovese. Nuzzo, schiaccia Noce, spalle alla porta, cerca la giocata, l'intervento ai suoi danni da parte di Miceli è efficace, poi Arcoraci con lancio intercettato da Cinefra, 2 volte Cinefra. Poi Miceli, sforbicia verso Cavallaro. Cavallaro spalla alla porta, cerca di tenerla, in qualche modo ci riesce, poi scambia con Miceli. Cavallaro la fa passare, arriva la conclusione di Zacco, palla fuori, decisamente più intraprendente la ATF in questi primi 27 minuti e spiccioli. Il risultato per il momento non si schioda. Rinvio per Garofalo che gioca corto su Cinefra, svirgola Cinefra, la palla va fuori.
c'è la giocata intanto sulla sinistra, Arcoraci, controllo che diventa un assist per Cavallaro, sterzata di Cavallaro, ancora dribbling tentato, fermato, poi abbatte, apre, c'è Cacioppo col cross, fuori dall'area, deve liberare qui, non ci riesce, la difesa del CUS guadagna un fallo laterale in zona d'attacco, la ATF un po' in difficoltà, il CUS un po' procurata dall'ATF, un po' autoprodotta a dire la verità questa difficoltà da parte della squadra in tenuta bianca, che qui spazza con la Barbera, colpo di testa di Ficarrotta all'indietro dove c'è Arculeo che allontana, poi non riesce ad arrivare Genovese, fa uscire la palla in fallo laterale Maniscaldi, con le mani Cinefra, prova ad arrivare Schiaccianoce che in effetti arriva, Arculeo viene a sua volta anticipato ma tocca Schiaccianoce per ultimo e l'arbitro assegna però calcio d'angolo. Ultimo tocco e sembrava chiaramente di Schiaccianoce. E allora tiro dalla bandierina, numero 3 per il CUS Palermo. Battuta ancora a cercare il centro, questa volta bravo Barresi con l'uscita alta. Riesce ad evitare il calcio d'angolo molto bene Guercio, a questo punto si lancia perché vede la situazione propizia, abbatte, l'arbitro fischia. Calcio di punizione. Punizione per il CUS. E allora calcio di punizione per il CUS. Cinefra cerca direttamente la porta, non la trova. Il lancio di Barresi. Nuzzo in qualche modo la sfiora, poi Pollara, c'è forse un tocco di braccio di Pollara che poi viene atterrato da Miceli, calcio di punizione. Ha provato a scusarsi, qui Miceli non lo ha particolarmente preso di buon grado. L'altro numero 10 in campo, qui Cinefra, resiste alla carica, palla in mezzo, Pollara calcia, ribattuto da Arculeo, evita l'angolo, no, non ci riesce Ficarrotta nonostante il salvataggio, e allora tiro dalla bandierina numero 4 per il CUS. A 3,5 dallo scadere del 35esimo, vedremo anche l'eventuale segnalazione del recupero. Tiro alla bandierina per il CUS Palermo, primo palo, colpo di testa a mettere fuori da parte di Arculeo. Ancora insiste però la squadra in tenuta bianca. Intervento di Zacco che 2 volte porta via la palla all'avversario, l'arbitro fischia. La trattenuta commessa da Tutone. La battuta, Miceli viene fermato da Zacco, poi colpo di testa, fermato da Nuzzo, poi Zacco.
che insegue la palla, riesce anche a tenerla al contrasto con Sorrentino, e poi l'ultimo tocco è di un giocatore della TF. Nuzzo la tiene, poi però a palleggiare in avanti Arculeo, lancio che finisce alle parti di Sorrentino, riesce a metterla fuori Genovese, ma è ancora calcio d'angolo in favore del Cus Palermo, il quinto. A poco più di un minuto e mezzo dallo scadere dei primi 35. Lo schema con Tutone, cerca questo cross fiondato, colpo di testa a mettere fuori, poi ancora Zacco, Abate, prova a proteggerla, cerca il dribbling, viene fermato ma ancora Cavallaro a dargli una mano. Abate, corre, si è mosso Arcoraci, posizione irregolare. Intanto palla fiondata da Amato, troppo lunga per tutti, facile per Barresi. Rilancia Barresi. Intervento di Cinefra, poi Schiaccianoce. In avanti Amato, colpo di testa di Nuzzo, poi ancora il numero 8, contrastato da Miceli. Calcio di punizione. Scadono adesso i 35 minuti, i primi 35 minuti del primo tempo. E allora occhio a questo calcio di punizione a tempo praticamente scaduto, non c'è stata la segnalazione del recupero, da capire anche quanto verrà quantificato il cooling break, ma intanto occhio al calcio di punizione. Tutone verso la porta, Barresi blocca, senza problemi resiste anche ad una carica, e poi rilancia Cavallaro, non riesce a prolungare, altro colpo di testa di Ferraro, ancora per Cavallaro però, corre Cavallaro, viene fermato. Tanto rientra dal fuorigioco in tempo secondo il direttore di gara Sorrentino, si trascina la palla fuori Schiaccianoce. Un minuto di recupero da adesso probabilmente. Colpo di testa da parte di Sorrentino, poi Arculeo anticipa Pollara, Cavallaro prolunga cercando e trovando la corsa in avanti, attenzione a questa palla per Arcoraci, Arcoraci anticipa Arcoraci! Arcoraci, il terzo tentativo è quello buono, è 1-0 per la TF allo scadere del primo tempo. Si sblocca dunque il punteggio praticamente allo scadere perché mancano pochissimi secondi al termine del minuto di recupero dato dalla direttrice di gara. Occhio però a questa palla battuta lunga, allontanata da Arculeo, poi prova ad arrivare senza successo Genovese,
si lotta al limite, allontana Ficarrotta, il direttore di gara fischia la fine del primo tempo col punteggio che è cambiato veramente da pochissimi secondi, è 1-0 per l'ATF, ha segnato in pieno recupero Arcoraci. Tanto andiamo anche noi in break, qualche minuto con le immagini come di consueto dai campi targati Sportivi TV, poi torniamo col secondo tempo. Amici di Sportisidi, da parte di Luca Buccieri, buon pomeriggio e benvenuti al Vito Di Marco di Cammarata. Questa è Camarat Partinico Audace, gara valida per il 28° turno del campionato di eccellenza siciliana Girone A. Si va da Pane che sfida San Severino, il pallone dall'altro lato a cercare Pisciotta. Pisciotta può calciare, non interviene nella miglior maniera Polizzi. Prima occasione per il Camarat in zona Pierce. Raimondi mette il fisico, Osvaldo apre per Guadalupo, c'è spazio, prova ad affrontare Martignetti, ancora Guadalupo che alza la testa, mette al centro in zona Pierce, poi c'è Pisciotta che tocca, ma non tanto quanto basta per deviare verso la porta di Polizzi. Pallone a cercare Pierce, va giù 30 cose, ora Pierce ha la possibilità di mettere il pallone al centro, a cercare Guadalupo che era stato un attimo preso in controtempo, ancora Guadalupo, il pallone per Pane che calcia, pallone fuori, aveva caricato il destro Michele Pane per cercare la porta di Polizzi. Giocata corta da Osvaldo, ancora Osvaldo che la mette al centro da Pierce, colpo di testa di Baio, fischia Simonelli, movimento di Pisciotta, Pane calcia, pallone fuori di poco che ha dato l'illusione del gol ai tifosi del Camarat. Ledesma si va da Pisciotta, si inserisce Pierce, pallone che resta lì, Polizzi esce, Pisciotta di testa, pallone che resta in zona Cuffaro che tiene palla, Cuffaro scivola, riesce a dare pallone a Ledesma, poi Osvaldo, Pane, Guadalupo calcia, Polizzi a Pane a cercare Ledesma, Mirabelli può intervenire sul pallone nonostante Martignetti, poi pallone che va in zona Pisciotta e grande intervento di Polizzi che dice ancora una volta no al Camarat. Martignetti pressato da Pierce, pallone calciato in avanti a cercare Di Giorgio, Mirabelli alza il campanile a cercare Pierce che di petto appoggia da Guadalupo, c'è spazio per il numero 7, si va da Osvaldo calcia, Polizzi si rialza, Caronia può calciare, carica il destro, ci ripensa, poi perde il pallone, allora Pisciotta può correre, può imbeccare Pierce che sfida Martignetti, Pierce sportellata, Pierce finta, Pierce calcia, pallone che termina sul fondo, l'ultimo tocco è proprio dell'attaccante numero 9, Pane, finta di movimento, chiede a qualcuno dei suoi di staccarsi, poi qua Baio non proprio in maniera ottimale, Alfano senza fallo, pallone verso Caronia, calcia, Dolenti alza lo sguardo e torna da Capitan Baio che potrebbe affidarsi a Cuffaro, invece calcia in avanti, attenzione che cade 30 coste, pallone per Pisciotta, rovesciata, pallone che termina sul fondo, però ha provato la giocata allo scoccare dell'ora di gioco Pisciotta, Cracchiolo si allarga, calcia in avanti a cercare Pisciotta, trifilò, ingaggia il duello, ancora Pisciotta sfida Trifilò e anche Alfano, bravissimo qui Pisciotta che calcia, Polizzi, Pierce, Nacho Pierce, vantaggio del Camarat al 63esimo minuto, il solito Nacho Pierce che fa 17 in campionato, Camarat 1, Partinico Audace 0. Al 63esimo minuto Nacho Pierce in stretta, interviene Cuffaro, può calciare in avanti a cercare Pierce, il passaggio non è dei migliori, però il numero 9 ci arriva, allora Pisciotta sfida Raimondi Di Mercurio, mette al centro d'esterno Pierce, manca l'appuntamento col pallone,
Pallone messo al centro a cercare Mendes, esce Dolente, ancora Mendes! Il gol del pari! Ha pareggiato Mendes! Proprio nei minuti di recupero arriva la beffa per il Kamarat. E finisce qui. Kamarat e Partinico Audace si dividono la posta in palio. Succede tutto nella ripresa al gol di Pierce al 63esimo minuto. Risponde in pieno recupero al primo minuto di recupero Mendes ed è 1-1. Amici di Sportisiri, buon pomeriggio, un saluto dal vostro caro Marco Genduso, pronto per commentarvi purtroppo l'ultima giornata di campionato Serie C1 Girone A che vede scendere in campo il Palermo Futsal Club, già salvo, ricordiamo, e l'Isola Calcio a 5. Madonia, esce fuori Lowati, che adesso va a prendersi questo pallone contro Di Noffi, Lowati può calciare, mette dentro per la Fiura, e Giambona si parte con Madonia che cerca la porta, il palo, poi Girgenti non riesce a calciare, poi la ruleta con la Fiura, Giambona, poi Arato sponda ancora una volta per la conclusione di Giambona, e poi Super San Martino, donde la palla hanno Lucche, Arato, poi Butera, ottimo qui, grande contrasto, poi la Fiora rischia tanto, Arato che fa il gol secondo me tanto evitabile, 0-1 Isola. Importanti dal punto di vista personale, tanto Gennaro vince il duello con Giambona, Gennaro addosso di Nolfi, Gennaro ancora, e il gol col sinistro, e poi dedica speciale praticabile Gennaro che sbaglia la prima ma non la seconda, poi il cuore verso la fidanzata Giorgia, e applausi di tutti. Bastire una giocata, lo fa adesso Gennaro, la sponda, Lovati ci crede ancora, e poi il tocco, capire anche la centralità di questo giocatore, intanto Di Carapa sul destro, e San Martino vede molto bene, sempre spaccata con Giambona, un po' l'azione, buono nel dribbling, c'è Meli, la Fiora dall'altra parte, mette sul secondo, ma Gennaro che non riesce ad impattare, addirittura Lai che scivola nella porta avversaria, Meli, ottimo qui a girarsi sull'anticipo di Delisi, e poi il gol di Ruggero Meli, subito, improvviso, si è girato magnificamente, e poi trova il 2-1, palla sulla Fiura che cerca la conclusione, palla fuori. Una volta potrebbe allargarsi, lui lo fa, infatti col pallone cerca la porta, ma dove l'ha messa Madonia? Non può fare nulla, veramente. Giovanni San Martino sotto l'incrocio 2-2. La Fiura c'è largo, Lowati, e poi Adinofi, palla che rimane lì, Lowati sulla linea Arato. Uno spiraglio, si appoggia su Girgenti, bella idea ancora, Madonia, tocco morbidissimo, e va bene così perché 2-3. Fischio non arriva adesso Mosca, e poi la palla entra in porta, fortissimo, attraversa gol, ed Meli se la costruisce e calcia, e la palla esce fuori veramente di pochissimo. Fida e salta nettamente Lai, poi cerca il mancino, ottima invece la risposta di San Martino, come sempre oggi sta facendo una gran partita. Delisi ancora, secondo palo, e poi Giambona dichiara non l'ha buttata lontano, ed è 2-5. Allora ancora una volta Monderlo Wadi fa tutto da solo, poi la Fiora, e arriva anche il 25esimo gol in stagione per il capitano del Palermo, che questa volta non esulta. Bologna, rilancio su Megna che blocca, e poi la Fiura, ma va bene così perché finisce la partita, vince l'Isola, l'ultima di campionato contro il Palermo Futsal Club con il risultato di 3-5. Corto il corner, poi pallone che viene scodellato in mezzo, poi colpo di testa, miracolo da parte dell'estremo difensore, secondo miracolo dell'Athletic, cercato il compagno sulla corsia di sinistra, poi scambio, pallone che viene cercato in mezzo, e poi fallo di mano e grande occasione subito per l'Athletic di portarsi in vantaggio.
Va con il tiro e miracolo da parte dell'estremo difensore del Castelvetrano che tiene in gioco la squadra. Corner battuta a cercare il numero 8 che era tutto solo. Poi altra palla interessante per l'Athletic che vuole assolutamente presentarsi alla corte. Altro pallone interessantissimo. Punizione battuta, cercare i compagni in mezzo, poi spizzata di testa vincente. E Athletic che sblocca finalmente il match. Corner battuto, poi pallone pericoloso. Palla tra i piedi di Manzella che lancia lungo verso Greco, che riesce ad intercettare il pallone e a metterlo in mezzo. È grandissima occasione, ma palla che rimane ancora lì. E poi tiro e questa volta però trova il gol l'Athletic Club Palermo. E lo fa subito. Ecco, lo trova, poi scambio con Vitale. Tutto regolare secondo il direttore di gara, rimane Vitale a terra, però Greco prova a farsi spazio e direttamente tira. Dato il risultato del doppio vantaggio, nel frattempo però grande occasione per l'Athletic. Lancio lungo per il Castelvetrano. Esce male. Ferraro si riapre improvvisamente la partita proprio nei suoi ultimi minuti. Corner battuto, poi colpo di testa, Ferraro ci arriva. Prova a scattare palla al piede il numero 16 dell'Athletic che poi scambia con Pace che chiude definitivamente il match. 3-1 al velodromo Paolo Borsellino. Rientriamo qui dal Franco Monaco di Palermo, secondo tempo di TF Cus Palermo, 19esima e quart'ultima giornata del campionato regionale giovanissimi Under 14 Girone C. C'è stato un pizzico di tensione tra le due fazioni dopo l'ingresso in campo, il rientro in campo delle squadre. Va detto, squadre che sono in campo già da qualche minuto, direttrice di gara che è arrivata soltanto da pochi secondi. Intanto doppio cambio in arrivo per il CUS, perché stanno entrando in campo con la maglia numero 16 Zuccaro e con la numero 20 Akaoba David. Non sono riuscito a vedere chi sia uscito. Tanto c'è ancora un po' di tensione. È uscito sicuramente Nuzzo con la maglia numero 4 perché sta venendo a fare, diciamo, da assistente. Vediamo se si placa la situazione. Credo si tratti dell'osservatore arbitrale al confronto con mister Adeola, mentre la direttrice di gara sta attendendo, penso, il momento per dare il via alla ripresa delle operazioni. Dovrebbe essere tutto pronto. Allora si riparte, secondo tempo. Occhio ad Arcoraci subito. Arcoraci a calciare direttamente sul fondo. Dunque i due cambi eseguiti da Adeola, uscita dal campo di Nuzzo e di Scaccianoce. Ingresso al campo di Zuccaro e di Akaoba.
Nessun cambio invece per la TF, che ha giocato un buonissimo primo tempo, soprattutto il primo all'intensità, a fronte di un avversario che è sembrato un po' più scarico. Qui conclusione di Miceli, ancora palla fuori. Però già 2 tentativi nel giro di un minuto e TF che ha ripreso la partita inizialmente come l'ha conclusa per quanto riguarda il primo tempo, quindi con alta intensità, con pressione alta. Per il momento tra l'altro non hanno mandato a scaldare nessuno, Mister Pianges. Tanto Akaoba. Maniscaldi sbaglia, Miceli, poi c'è l'anticipo ancora di Maniscaldi ai danni di Genovese, palla lunga di Pollara per la corsa di Cinefra che per l'occasione si è spostato in avanti, l'uscita col piede di Barresi. Rimessa per Maniscaldi verso Cinefra, colpo di testa all'indietro di Ficarrotta, calcio d'angolo Cus. È il sesto tiro dalla bandierina per la squadra di Adeola. Tanto arriva la palla per l'angolo che verrà battuto ancora una volta da Tutone. Tutone dalla bandierina, pallone che spiove verso l'area della TF, prova a girarla Cinefra che rimane con la palla in aria, poi conclusione salvata sul tentativo da parte di Amato, attacco ancora vivo per il Cus. Sorrentino resiste, ancora Sorrentino, prova ad entrare, arriva ancora Amato, fermato il suo tentativo. Poi l'arbitro ferma il gioco perché è rimasto a terra Amato. Lo scontro naturalmente fortuito. Richiesto l'intervento della panchina del Cus. Si rialza Fabio Amato, pallone che verrà scodellato credo alla TF. Tanto Amato va fuori, entra, si è visto bene in Mesi, il numero 17. In Mesi che deve tornare sulla linea laterale perché l'arbitro deve appuntare il cambio.
Pollara, palleggio, scodella su Cinefra anticipato da Arculeo. Poi palla che scorre dalle parti di Barresi. Rilancia Barresi. Immesi con un tocco di braccio involontario, poi Arcoraci prova a raggiungere questa palla. Arcoraci anticipato da Ferraro, poi prova a fronteggiarlo Arcoraci che alla fine riguadagna palla. Arcoraci converge, calcia! La palla messa in calcio d'angolo da Garofalo. Allora occhio all'angolo, il secondo per l'ATF. Credo Zacco alla battuta. La battuta di Zacco, primo palo, Abate, però a prolungarla col tacco, non trova però compagni. Allora Pollara la fa scendere per calciarla più avanti che può. Cinefra, sponda che non arriva a destinazione. Con Zuccaro che provava ad arrivare senza successo. Poi Akaoba riesce a fermare gli avversari, concede solo fallo laterale, un po' di tensione. E qui la rissa subito interrotta. Giallo per Arcoraci e giallo per Akaoba. Qui il tempismo immediato da parte di Mister Pianges che sostituisce Arcoraci. Viene sostituito Arcoraci. Dovrebbe toccare ad Avella con la maglia numero 19, almeno sembra essere lui deputato ad entrare. Gioco ancora fermo. Il direttore di gara avrebbe dovuto semplicemente prendere atto della sostituzione. La rimessa, Cavallaro la calcia non benissimo, poi scivola Abate nel tentativo di andare a pressare. Arculeo. La giocata da parte di Cacioppo. Poi Guercio, pallone allontanato, è entrato in realtà Guglielmo con la maglia numero 5, si è andato a mettere centrale. E diciamo che adesso in campo c'è quella che avrebbe dovuto essere la formazione iniziale della TF, visto che indistinta Arcoraci era indicato con la maglia numero 15. Quindi non doveva partire titolare, invece è stato utilizzato. Qualche problemino prima della partita per Guglielmo, che adesso sembra in grado di giocare. Arculeo anticipa Cinefra, la lascia scorrere in fallo laterale Sorrentino.
Cinefra, spalla alla porta, prova a lottare, la rimessa sarà per il Cus. Zuccaro prova ad arrivare, viene però tagliato fuori, allora Cavallaro interviene con l'anticipo, palla in avanti, colpo di testa in qualche modo da parte di Ferraro. A Caoba in avanti, dove Ficarrotta ferma, o meglio interrompe la corsa di Maniscaldi. Rimessa TF. Ancora Caoba, la calcia addosso a Cavallaro. Rimessa per il Cus, correttamente. A Maniscaldi cerca Cinefra, poi c'è l'intervento di Cavallaro. In avanti per la corsa di Abate, che prova ad allungare la falcata. Arriva però prima Garofalo. Qui palla direttamente fuori. 12:30. Resiste il gol messo a segno alla fine del primo tempo da Arcoraci. Guercio. L'avanzata di Guercio che finta il tiro, arriva al limite. Guercio prova a piazzarla, viene intercettato. Cinefra dall'altra parte contro Guglielmo. Ancora Cinefra, scarica indietro Ferraro, controlla il lancio. Alla ricerca di Zuccaro, l'anticipo di Arculeo per far rimbalzare Zacco in maniera pericolosa. Arriva infatti Sorrentino, poi Zuccaro, ancora a cercare Sorrentino, chiude tutto Guglielmo, che poi spazza ancora. E palla che dovrebbe uscire in fallo laterale, sì. Altro cambio con l'uscita ai Maniscaldi, l'ingresso di Lovasco. Riprende il gioco con la rimessa eseguita da Tutone. Interviene Miceli. Ancora si lotta, ancora Miceli di testa, palla in fallo laterale. Siamo nel corso del 15° minuto, quindi ci avviciniamo anche alla metà del secondo tempo. Ultimi 20 minuti più recupero in arrivo. Palla che rimbalza. Riesce in qualche modo a intervenire Lovasco. Cinefra al limite calcia, ribattuto, poi pallone che rimane lì, alla fine Cavallaro, l'appoggio per la corsa, poi lancio lungolinea a Caoba in anticipo. Riesce a vincere anche un rimpallo, a Caoba in avanti alla ricerca di Pollara che sbaglia. Voleva servire ai compagni, non c'è riuscito il numero 10 che ancora non è riuscito a entrare in partita. Continua a non far muovere i suoi uomini in panchina, mister Pianges. Batte Barresi, colpo di testa di Pollara per Cinefra. Cinefra non sa come gestire il pallone, poi cerca un colpo di tacco per Lovasco che arriva però in ritardo. Allora lancio lungo,
corto da parte di Genovese, che poi torna sul pallone, lo calcia in avanti. Akaoba è in vantaggio, riesce a gestirla in mezzo a due, poi Abate, lo ferma. Miceli in avanti verso Cavallaro, che può avanzare, lo attende Ferraro. Cavallaro, serie di finta, la sterzata, Cavallaro ancora, converge Cavallaro, destro, che non scende a sufficienza e palla fuori. Tanto calcio di punizione TF. Sulla palla c'è Guglielmo. Fischia l'arbitro. Guglielmo con la palla che arriva in qualche modo in aria, toccata da Tutone, poi al limite dell'area del CUS con Akaoba che la fa scorrere. Dovrebbe essere fallo laterale per l'ATF perché non arriva. Rimessa con il tentativo di controllo non perfetto da parte di Abate. Ancora TF che però cerca di tenere palla con Figarotta. Vince un rimpallo il numero 2 che prova anche a dribblare, riesce ancora a tenere la palla in campo e poi alla fine è lui l'ultimo a toccare con la rimessa guadagnata da Zuccaro. Cinefra mentre si alza il vento, fallo laterale per la squadra di Adeola, che adesso cerca di accelerare. Pollara col controllo e questa volta riesce, poi sono in due a fermarlo, ancora Pollara, la prolunga, conclusione dal limite e il gol di Sorrentino per il pareggio del CUS. Questa volta Pollara è riuscito a dare una mano ai suoi compagni e Sorrentino con la conclusione chirurgica che vale l'1-1. Tanto altri cambi nel CUS nel frattempo, con Tutone che lascia il posto a Nuccio e con Ferrante che prende il posto di La Barbera. E dunque poco più di un quarto d'ora più recupero, alla fine si riequilibra il risultato al Francolo Monaco con la rete firmata da Daniele Sorrentino. E riprende il match con Miceli che lancia lungo, il controllo, poi la gestione da parte di Zuccaro, colpo di testa di Lovasco, quello di Arculeo. Miceli prova ad arrivare, viene anticipato da Akaoba che fa questo lancio, arriva Barresi che nulla ha potuto, su una conclusione non velocissima, non fortissima, ma estremamente angolata da parte di Sorrentino. Cavallaro riesce ancora una volta a anticipare Ferraro che cerca quantomeno di scortare l'uscita della palla in rinvio al fondo, non ci riesce, allora attenzione a Cavallaro, pallone in mezzo, Abate prova a girarla, arriva con un attimo di ritardo qui Akaoba, l'arbitro ha ritenuto regolare il contatto, in ogni caso è rimasto a terra Abate.
Intanto ancora cooling break. Ancora cooling break al 22esimo. Intanto attenzione perché ancora attenzione, tensione, non inquadro ma per una questione anche di decenza, perché forse sono riusciti a sedarli. Vediamo se si riprende, perché tutto era nato con un cooling break, poi si è trasformato in tutt'altro. Di certo c'è che entrambi i ragazzi, da una parte Cinefra, dall'altra Guglielmo, sono stati sostituiti. L'altra cosa che fa specie è che Guglielmo era stato inserito al posto di Arcoraci dopo il battibecco con Akaoba. Allora, è entrato Boncore al posto di Guglielmo. D'altra parte ha detto dovrebbe essere entrato Anastasi al posto di Cinefra. Il tutto mentre mancano 8 minuti e mezzo più recupero.
Occhio, la palla che arriva in area, allontanata la difesa dell'ATF. Poi Cavallaro non riesce ad allontanare Nastasi. Intervento di Immesi. Poi pallone che rimbalza davanti a Nuccio. Zacco in avanti. Cerca Abate, non lo trova, la palla esce. Ora rimessa. Colpo di testa di Zacco. Poi la fa scorrere Zuccaro che cerca di lanciare in avanti, cercando ma non trovando l'intervento da parte di Ferrante. Ha praticamente esaurito i cambi mister Adevolo con gli ingressi di Acaoba, di Nastasi, di Nuccio, di Zuccaro, di Immesi, di Ferrante. Manca, in realtà sono stati effettuati tutti i cambi. Qui contrasto tra Acaoba e Miceli, fallo del numero 20 del CUS. La battuta della punizione, Acaoba di testa, poi va ad arrivare ancora Ficarotta che alza questo campanile. Pallone che rimbalza dove c'è Cavallaro, cerca di sforbiciare, non ci riesce. Battuta in avanti, di testa ancora Ficarotta, poi prova ad arrivare Genovese. Colpo di testa di Acaoba, ancora Genovese, Miceli, controllo, ma la palla esce. Qui Miceli che spintona Acaoba. Lancio, Lovasco in avanti, non può arrivare nessuno. Miceli prova a prolungare senza successo, poi Abate, ancora Miceli in avanti, cerca Cavallaro, l'anticipo da parte di Nuccio, poi Immesi, l'entrata di Miceli, fallo ancora Spintoni. Po' di tensione in questo finale, meno di 5 minuti alla fine, poi recupero. A vuoto Miceli, poi palla giocata in avanti, cerca l'inserimento Ferrante, poi conclusione di Pollara, forse deviata con un braccio, chiede questo Pollara. C'è Barresi in uscita. Barresi fino all'ultimo secondo degli 8 che ha a disposizione con la palla in mano. Acaoba di testa, poi altro colpo di testa di Immesi. Guercio che è tornato a fare il difensore centrale, altro colpo di testa questa volta da parte di Nuccio. Ancora Guercio, si lotta, poi Pollara con la palla servita a sinistra ancora per Nuccio. In mezzo l'anticipo di Guercio. Abate, si propone Miceli, la palla è per lui. Poi ancora Abate, anticipato da Nuccio, ancora insiste l'ATF, c'è però l'anticipo, allora Zuccaro. Pollara vede il movimento lungolinea da parte di Lovasco, l'anticipo di Arculeo, palla in calcio d'angolo, 3,5 per recupero alla fine.
la battuta dalla bandierina, in realtà è uno schema. Pallone che arriva in aria, allontanato sui piedi di Nuccio che però non controlla. Abate, può lanciare Cavallaro. Abate, prova a servirla adesso. Buona la chiusura della difesa, poi ancora Abate che lotta, prova a riprendersi la palla, ci riesce. Abate, si muove accanto a lui Cavallaro, che sta cercando di non finire in fuorigioco, alla fine chiude a Caoba. Rimessa TF. Qui la chiusura ai danni di Genovese. Intervento poi di Mesi. Qui lotta e recupera un altro pallone alla TF. Servizio laterale per Cavallaro. A Caoba però protegge. E la palla finisce in fallo laterale, anzi in fallo di fondo. Rilancio di Ferraro, di testa Miceli. Poi Cavallaro non riesce nella sponda. A Caoba, lungo. Non arriva Lovasco. Arculeo però di fatto gli regala palla. Nuccio insegue la palla dopo un controllo non perfetto. E Sfera che si perde fuori. Il lancio per colpo di testa da parte di Zacco. Poi spazza Miceli con il lancio. E palla che si perde fuori, non ci arriva Abate. Pollara in avanti, Guercio la fa arrivare e poi calcia in avanti. Miceli. Poi il lancio lungo, prova ad arrivare Ferrante, interviene Arculeo, fallo laterale in zona d'attacco per il Cus. 50 secondi poi sarà recupero. Prova ad arrivare Lovasco, tutto ok per l'arbitro. Poi Ferraro la fa rimbalzare pericolosamente, riesce in ogni caso ad anticipare Cavallaro. Fallo laterale TF. Ficarotta con la rimessa. Scambio con Boncore. Ancora Ficarotta fermato. Rimessa per Ficarotta. Cavallaro, spalla alla porta contro Caoba che non lo fa girare, usa bene il fisico il difensore del Cus. Abate con l'anticipo. Sponda per Miceli non perfetta, arriva come un treno Zacco dalle retrovie, la palla è per lui. Poi Miceli non riesce a intervenire, si gioca. Contrasto, poi fallo di Mesi. C'è la punizione per l'ATF. Punizione intercettata, siamo già a 1 minuto quasi e 40, oltre il 70esimo. Attenzione alla palla recuperata, Sorrentino corre, pallone verticale, Lovasco, sopra la traversa, ha avuto l'opportunità per vincerla qui il Cus senza riuscirci.
Il rilancio di Barresi, 2 minuti e mezzo oltre lo scadere. C'è il colpo di testa, poi Ferrante, l'anticipo poi di Guercio, Boncore fermato, sponda qui tentata senza successo da Lovasco. Colpo di testa di Mesi. Rimessa per Zacco. Altro colpo di testa, stavolta di Nuccio, poi ancora Zacco a spazzare. Boncore prolunga. Miceli col lancio per Cavallaro, che credo sia partito in posizione regolare, così anche secondo il direttore di gara. Cavallaro, sterzata di Cavallaro, arriva anche Abate, la palla era per lui, ma è bravissimo Ferraro a negare la ricezione al numero 11 avversario. Poi c'è l'anticipo da parte di Ficarotta, cercato Genovese, palla verticale, Cavallaro, posizione giudicata ancora regolare, Cavallaro, scivolata di Ferraro e poi col piede mette fuori Garofalo. Sta per scadere anche il 4° minuto di recupero. Genovese. Ancora lo scambio con Cavallaro, Genovese propone verso l'area, allontana Ferraro, poi arriva Sorrentino, fermato, Cacioppo, cerca la giocata qui, Zacco gli riesce, Zacco mette in mezzo, Cavallaro fuori gioco. La battuta di Ferraro, si gioca ancora, Miceli, di testa Arculeo, poi Lovasco, palla in verticale, corre Pollare, ingresso in area, Pollare incrocia, palla fuori. Calcio d'angolo no, rinvio dal fondo sì. Scade anche il 5° di recupero. Invia Barresi, palla che rimbalza, poi calciata verso Cavallaro che cerca di scattare. Cavallaro prima di Ferraro, stavolta va a calciare Cavallaro, in qualche modo Garofalo. Non perde tempo Garofalo, rilancia subito. Ficarotta di testa, poi a Caoba in qualche modo, ancora Ficarotta. Interviene a Caoba addosso a Ficarotta, ma non c'è più tempo. Finisce qui, un punto a testa per TF e Cus che pareggiano 1-1, partita intensa con qualche brano di elettricità, ma alla fine finisce qui, finisce 1-1. Allora da Sportisir è tutto, alla prossima.